Buonasera e ben trovati in questa terza finestra molto speciale che abbiamo pensato di aprire con fatti nostri in vista delle elezioni regionali che ci attendono a fine mese. Una finestra che si intitola, lo avete visto e ormai lo sapete, ieri sera c'è stata una puntata un po' speciale, anche la settimana prossima saremo presenti sia il giovedì e il venerdì e anche quella successiva. Una finestra che si chiama appunto Governatore per un'ora. Perché? Perché vogliamo portare nel nostro studio i candidati al governo regionale del Veneto per raccontarci nello spazio di un'ora e raccontare soprattutto ai nostri ospiti che in qualche maniera rappresentano alcuni dei settori più interessanti, quelli che stanno un po' nella nostra attenzione particolare, che cosa conterebbero di fare se fossero e se riuscissero a vincere le elezioni. Augurio che naturalmente facciamo a tutti, compreso il candidato di questa sera, ma sappiamo che solo uno sarà il presidente. A condurre, come di consueto, ci sarà Edoardo Pittalis, editorialista del Gazzettino, che ringrazio di aver accettato così di prendere il testimone per queste puntate politiche e a cui lascio naturalmente il microfono. Buonasera a tutti e incominciamo subito con Antonio De Poli, UDC, candidato dell'UDC, 48 anni, nato a Vicenza, però abita a Carmignano di Brenta, è sposato, ha un figlio, ha fatto tutta la trafila di amministratore, è stato sindaco della sua cittadina, poi consigliere regionale, assessore regionale, deputato, senatore, perfino eurodeputato. Dicono che anche se lo candidano al condominio, all'assemblea del condominio, verrà sicuramente eletto. Ma prima di presentare i nostri ospiti, quelli che poi le faranno le domande, come mai non è stato candidato da uno schieramento più ampio? Cos'è mancato? Ma io credo che oggi il Veneto abbia bisogno anche di uno schieramento che porti avanti quei valori, quei principi che appartengono alla storia e alla tradizione del Veneto e non solo alla storia e alla tradizione del Veneto, che sono quei valori di solidarietà, di attenzione e che mettono al centro la persona e la famiglia. Dalle altre parti, sia da una parte che dall'altra, le priorità sono altre, oppure questi valori non sono così espressamente nel proprio DNA o comunque nelle proprie priorità. Allora partiamo subito con gli ospiti, intanto al centro c'è la nostra Valentina Voi, leggerà i vostri sms e li commenteremo insieme con il candidato. Qui Maria Pia Tindaci dell'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Franca Porto della segreteria regionale veneta della CISLI, Renzo Mazzaro che è notista politico del Mattino di Padova ma anche del gruppo Finegil, quindi quello che segue più da vicino le vicende della politica regionale, uno studente ed è della quinta D del Belzoni, rappresentante d'istituto, si chiama Alberto Schiavon, quindi abbiamo anche una rappresentanza giovanile, il giornalista Orazio Caruba che è anche direttore della scuola di giornalismo veneta intitolata Dino Buzzati e ancora abbiamo il caporedattore della Vita del Popolo Bruno Desidera e ancora Gianni Acerbi che è vicepresidente veneto della Federazione della Scuole Materne e infine a chiudere i nostri ospiti Michele Di Midio, presidente dell'Associazione Genitori delle Scuole Cattoliche di Treviso. E così abbiamo un po' fatto il giro, presentato tutti gli ospiti, ritorniamo prima della prima pausa a De Poli. Diceva i nostri valori, i cattolici. Ecco, si discute tanto in questo periodo proprio della Chiesa, delle radici cristiane nello Statuto Veneto, che cosa significa rappresentare anche politicamente, essere rimasti anche come simbolo, gli unici a rappresentare o i soli o quelli che pensano di rappresentare al meglio i cattolici oggi in politica. Ma io credo che sono tutti cattolici in fondo. Sì, credo che rappresentare i cattolici siano un po' in tutti gli schieramenti, su questo nessuno ha il contesto di rappresentare all'interno del proprio partito o del proprio schieramento tutto questo aspetto, anzi voglio dire, noi crediamo che però per valori e principi, per quello che normalmente portiamo avanti, anche con fatti concreti, questi valori appartengono non solo in campagna elettorale alle cose che diciamo, ma nella vita di tutti i giorni, prima e anche dopo. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco, grazie. Permettetemi di ricordare, e lo vedete passare in sovraimpressione, c'è il numero
di cellulare al quale potete inviare gli SMS anche voi per fare le vostre domande da casa, poi nel corso della trasmissione ci sarà occasione appunto per... A te Edoardo e ci rivediamo tra poco. Allora, tra poco, grazie. Bentrovati al Governatore per una sera, il candidato che presentiamo oggi è Antonio De Poli, cerchiamo di conoscerlo subito meglio con il filmato di Valentina Voi. Vediamo chi è De Poli. Forse perché è nato sotto il segno della bilancia. Ma la parola d'ordine di Antonio De Poli sembra essere equilibrio. Sulle due ruote insella la sua BMW. Nella vita pubblica esercitando l'arte della diplomazia. Nel suo privato cercando l'armonia tra molteplici interessi. Li svela alle telecamere di Telechiara, accogliendoci in casa sua a Carmignano di Brenta e per prima cosa si cura di preservare il nostro di equilibrio, in pericolo a causa del ghiaccio sulla gradinata d'ingresso. Si aprono così le porte della casa nella quale il politico padovano vive fin dall'infanzia e lo testimoniano i ricordi custoditi nelle sue stanze. Una radio che gli rammenta quando da ragazzo conduceva un programma nell'emittente locale, i fumetti che collezionava, il fazzolettone scout che lo ha visto crescere. Non solo camminate in montagna. Antonio De Poli torna appena può al suo primo amore, il calcio. Io ricordo che quando era sindaco abbiamo fatto una partita Scapoli contro Mogliati, lui giocava in difesa ed era una torre insormontabile. Ci siamo molto divertiti in quell'occasione, però vedo che a tutt'oggi gioca anche nelle partite di beneficenza e direi che è abbastanza bravo, lui atleticamente è molto pronto, molto reattivo, è una persona alla quale piace molto stare insieme agli altri, voglio dire anche proprio a livello amichevole. Antiche e nuove passioni. Antonio De Poli pratica sport anche a casa, giocando con il figlio Edoardo, avuto dalla moglie Adelina. E non si lascia sfuggire nessuno degli ultimi ritrovati tecnologici. Come potrebbe, con una lunga formazione nel campo informatico, vivere e lavorare senza iPhone e BlackBerry? All'insegna della mobilità, De Poli ha fatto della sua auto una dépendance del suo ufficio, con tanto di stampante portatile. E allo stesso modo non manca di aggiornare in tempo reale la sua pagina Facebook. Ed ecco che i suoi 4.500 amici vengono subito a conoscenza della nostra intervista. Calcio, moto, esperienza da ragazzo in radio, il tutto filtrato con l'ironia. A proposito di ironia, è vero che gli UDC Boys hanno scritto un inno, per fortuna che Antonio c'è? Sì, hanno fatto una cosa veramente meravigliosa, stupenda, che è stata una sorpresa quando l'hanno registrata qui al Teatro Don Bosco. Mi hanno chiamato la mattina, una domenica mattina, mi hanno detto ma vieni qui che dobbiamo fare una cosa, eccetera, eccetera. E chiaramente sono arrivato e quando sono entrato erano lì che cantavano e facevano questo inno veneto dell'UDC, eccetera. E credo che sia quelle cose che nascono dai ragazzi, ma nascono proprio con il cuore, e credo che siano le cose più carine, più belle che si possono trovare anche in politica, perché qui nasce una cosa che va al di fuori, perché va un'amicizia, ma vanno i rapporti. Credo che i rapporti non solo in politica, ma anche tutti i giorni siano fondamentali. Loro hanno dimostrato di avere un cuore. Non è che tra i Boy Scout c'è una picella che può crescere, no? Sì. Sicuramente da questi ragazzi nel futuro c'è un contesto. Mazzara, com'è De Poli in campagna elettorale? Devo dire che è quello che si vede di più dopo Zaia. Allora, tenuto conto che Zaia si vede da tutte le parti, è presente perfino nei cantoni più remoti, Antonio De Poli sta facendo una campagna elettorale per conto mio molto ben fatta, tiene sempre nel mirino l'avversario e devo dire che sembrerebbe quasi lui il candidato in pectore, quello
il vero avversario di Zaia. Ma è così? No, ci vorrebbe un miracolo di Lourdes, possiamo anche... Ma noi crediamo ai cittadini, alle persone e anche che la politica possa dare la giusta dimensione rispetto ai progetti infatti, e ai programmi. Torno subito indietro, mi correggo, volevo dire, quello che deve coprire la distanza maggiore è senz'altro De Poli, che parte da un 6-7%, mentre il centrosinistra ha almeno da una posizione di partenza È la diretta, non preoccupatevi. Sicuramente superiore. Quello che mi piacerebbe sapere da De Poli era riferito alla scelta che ha fatto l'UDC, non so se l'UDC o il PD, di non allearsi, che sarebbe stata almeno una battaglia più, penso, conveniente per il Veneto. Ecco, abbiamo sentito la risposta che ha dato poco fa, ha detto perché i valori che noi rappresentiamo non trovano una sponda corretta, non sono condivisi nel centro-sinistra. Io vorrei sapere allora per quale misterioso motivo questi stessi valori sono condivisi dal centro-sinistra di Venezia, ovvero per quale motivo l'UDC non si allea col PD in regione a Venezia e si allea invece a Venezia in comune? Perché c'è intanto a Venezia c'è un candidato che è un moderato, un democratico cristiano, che ha condiviso chiaramente con noi il nostro progetto di partenza rispetto alla vita, alle persone, alla famiglia, eccetera. E si vede che nel contesto più ampio della Regione Veneto devono ancora crescere in una maturazione importante verso questi temi. Ecco, un'altra risposta diplomatica, come prima. È arrivato qualche sms? Sì, sono già arrivati i primi sms. Ve ne leggo uno. Antonio De Poli, l'unica candidatura per un Veneto migliore e solidale, aperto, unito, italiano ed europeo. Mentre un secondo telespettatore ci chiede quale sarà la prima cosa che Antonio De Poli vorrà fare da governatore. La prima cosa è anche il nostro primo punto all'ordine del giorno, che sono oggi quella della grande difficoltà in cui versano le famiglie del Veneto, che è il lavoro, cioè sono decine di migliaia purtroppo di persone che sono a casa. Ricordo 33.000 solo licenziati nel 2009 e 79.000 in cassa integrazione, che sono nettamente aumentate in questi primi mesi dell'anno. Credo che questa sia una priorità, perché ci sono famiglie non che non arrivano alla quarta, ma non arrivano nemmeno alla seconda settimana, e credo oggi che questa sia la vera priorità e la vera emergenza che abbiamo in Veneto. Non è un caso che la CGIL proprio oggi abbia scelto Padova come sede nazionale per lo sciopero nazionale. Questo vuol dire qualcosa, non solo sulla crisi ma anche sugli effetti devastanti della crisi, come i suicidi di imprenditori. Certo, io credo che oggi succede questo perché l'impresa veneta è l'impresa familiare. L'imprenditore artigiano, in modo particolare, che è la stragrande maggioranza, artigiano, agricoltore, cioè tutta l'impresa familiare oggi si è costruito all'interno per caso della propria casa, il proprio lavoro, eccetera, e mancando uno di queste parti gli manca una parte di se stesso. Quindi credo che questo sia nel DNA dei nostri artigiani, della nostra piccola impresa, e oggi proprio per questo motivo credo che sia veramente qui al nord, ma in modo particolare in Veneto, un'emergenza importante, perché in questo momento di crisi le migliaia e migliaia di aziende familiari che ci sono migliaia e migliaia di famiglie che vanno in crisi. Ci ritorneremo perché questo è un argomento forte in campagna elettorale, ma forte soprattutto per la società veneta. Vediamo, cercando di conoscere ancora il nostro candidato, un secondo filmato, sempre di Valentina Voi, lo sponsor di De Poli. Una lunga esperienza amministrativa, quella di Antonio De Poli. Che cosa porta in regione? Beh, porta un'esperienza di un politico fatto in casa, cioè di una persona che è partito dall'attività amministrativa di sindaco fino a passare a fare l'assessore regionale, quindi a conoscere molto bene la macchina amministrativa regionale. Adesso è deputato, ha fatto il senatore, per un breve periodo è stato anche parlamentare europeo, quindi una lunga esperienza amministrativa e politica al servizio della regione, e questo è fondamentale per chi deve scegliere
il candidato a governatore. Oggi la politica ha la necessità di essere concreta e guardando il panorama dei candidati De Poli è oggi il più concreto. Un pregio è che lui si fa in quattro per aiutare tutti e quindi questo è una grandissima caratteristica per uno che fa politica, perché ricordarsi dalla prima all'ultima persona credo sia veramente importante. Un difetto è che è troppo perfezionista, forse a volte dovrebbe insomma essere anche con i propri collaboratori più tranquillo, ecco, diciamo. Una politica orientata al sociale, quella di Antonio De Poli, quali 3 punti fondamentali? Ma sicuramente la famiglia, le fasce più deboli, i disabili e gli anziani. Questi sono i 3 cardini fondamentali di una politica sociale che lui porta avanti da un decennio e che nelle amministrazioni come anche quella di Carmignano di Brenta lui è un precursore reale. A me ha insegnato come si organizzano e come si gestiscono le politiche sociali. Io nel primo mandato che ho fatto da assessore alle politiche sociali, diciamo, il tutto l'ho imparato e l'ho immagazzinato grazie alla sua concretezza, alla sua voglia di fare, alla sua voglia di aiutare le persone e le fasce più deboli. Abbiamo fatto molti progetti nell'ambito del sociale, dalla famiglia, ai disabili, agli anziani, ne potrei raccontare tantissimi, credo che questo sia il tema che a lui è più caro. Ecco, lo sponsor abbastanza preciso, dice troppo perfezionista, soprattutto concreto. Ma Caruba, questo aggettivo concreto, questa definizione, non ricorda un po' la concretezza di certi democristiani una volta, Bisaglia, Rumor, che passavano proprio per concreti perché conoscevano bene il territorio e sapevano alla perfezione le esigenze della gente? Sì, non solo conoscevano bene il territorio e le esigenze della gente, ma riuscivano anche a aiutare la gente e aiutare anche il territorio, perché in fondo stiamo vivendo un po' su quello che hanno costruito loro. Il governatore per un'ora adesso, proprio andando sulla concretezza che lo contraddistingue, ci può spiegare che cosa farebbe appena nominato in favore di tutte quelle centinaia di giovani che escono dall'università, dalle scuole, ma anche dalle scuole professionali e non riescono a trovare lavoro e sono fino a 40 anni e anche oltre a carico delle famiglie? Credo che sia un'emergenza nazionale, ma noi siamo nel Veneto e è anche un'emergenza veneta. Ma sicuramente sì, io credo intanto che anche la scuola, in modo particolare l'università, debba poter dare una risposta anche ai bisogni e le richieste che ci sono nel nostro territorio, nel Veneto, ad esempio formando e costruendo un Politecnico Veneto che qui manca, quindi una fondazione, un Politecnico di tutte le 4 università del Veneto che si mettono insieme per formare questo aspetto. E quindi Politecnico significa anche collaborazione concreta, non solo a parole, tra università e chiaramente mondo dell'impresa, e questo è un primo aspetto di risposta importante. Il secondo aspetto, proprio in questo momento di crisi, sia per quanto riguarda le persone che sono a casa, sia per i giovani, quindi per il primo impiego, una defiscalizzazione, quindi la Regione interviene economicamente, praticamente togliendo all'impresa quel costo del lavoro che ha almeno per il primo inserimento lavorativo, ora inserimento della persona che per caso oggi è a casa, quindi i 2 aspetti fondamentali importanti. E dall'altro punto ancora, non tanto dei soldi dati così senza nessun impegno, ma un prestito che significa poi ridarlo indietro, quindi una responsabilità del giovane per costruirsi il suo futuro. Questo prestito servirà per farsi un percorso formativo per entrare nel mondo del lavoro, per farsi una famiglia, quindi anche per un percorso sulla casa o per andare a vivere da solo fuori, però con l'impegno che lo deve restituire, quindi non qualcosa che si dà fine a se stesso, come qualcuno faceva delle proposte strambalate, non faccio il nome ma conosciamo chi è stato, ma proprio è un impegno, io mi impegno, io ti do queste risorse, mi impegno a fare questo e me li devi restituire rispetto al tuo percorso che stai costruendo. E credo che questo sia... Sentiamo cosa pensa un giovane, uno studente del Belzoni, Alberto Schiavon, che quest'anno è di
di maturità, quindi si appresta, se prendi il microfono vediamo che cosa pensi di una proposta. Beh, la tutela dei giovani è sicuramente importante. Io vorrei fare un'altra domanda. Io sto facendo un percorso scolastico con un programma della provincia riguardante l'auditorium di Padova. Non so se lei sa. L'auditorium di Padova verrà a costare sui 50 milioni di euro. Ci sono dei problemi di dissesto idrogeologico della cappella degli Scrovegni. Io, dopo, oltre ai problemi di dissesto idrogeologico, anche problemi di traffico e di circolazione dei mezzi. Come pensa di affrontare questo problema? So benissimo che un auditorium è necessario in una città come Padova, però in quella zona là è veramente molto molto difficile affrontare un'opera di questo genere, dal mio punto di vista. Come pensa di affrontarlo? Questo propone un problema anche di qualità del territorio. Sì, certo, credo che è un problema che ha più competenze, la prima che è quella comunale, perché le scelte su questa cosa è strettamente dell'amministrazione comunale, però sicuramente la regione, il Presidente della Regione può dare quanto poco un input politico, ma anche un intervento di salvaguardia di quella parte della città che ha questo tipo di valutazione. Io credo che serva un auditorium a Padova, perché non c'è. Se però questo significa mettere, se è vero questo, perché lì ci sono contrapposizioni reali tra chi ha fatto questo studio e altri professionisti della stessa università, ecco, io credo che bisogna su questa cosa avere la certezza che non ci siano pericoli chiaramente per gli scrovegni, che non ci siano valutazioni eccetera, e se è vero che è questo bisogna andarlo a spostare. Però ecco, dobbiamo avere anche l'attenzione rispetto a queste indicazioni che prima di fare valutazioni di spostamenti eccetera ci sia la tranquillità. Ribadisco, in questo momento forse 50 milioni di euro, bisogna capire bene se vale la pena nel costruire un auditorium o se vale la pena metterli in un intervento strategico su quelli che sono a casa senza lavoro, che non ce la fanno arrivare a fine mese. Noi guardiamo in via Tommaseo alla mensa cosiddetta la chiamiamo banalmente dei poveri, ma è quella che dà invece da mangiare alle persone in difficoltà, di Suorlia, se e quante persone anziane ci sono che vanno con la pentolina di plastica, perché non c'è più quella di ferro, vanno dietro, si prendono da mangiare, persone pensionate, i nostri padri, i nostri nonni, perché non ce la fanno. Io credo che oggi su queste considerazioni dobbiamo avere un'attenzione straordinaria. Io sono per fare l'auditorium, a prescindere dal posto, per oggi dobbiamo scegliere le priorità, è questo che la politica deve scegliere, perché se la politica giustamente corre dietro a tutto, non si fa, oppure si corre il rischio, ecco, io non sono per il mattone fino a se stesso, io sono più, e questo vale anche per l'aspetto sanitario, ospedaliero, di qualsiasi cosa, sono per che i servizi alla persona funzionino e soprattutto quando si parla di salute delle persone. Signora Tindaci, lei che rappresenta l'Associazione Famiglie per l'Accoglienza, De Poli ha appena introdotto un altro tema, quello a voi più caro e più legato, i nuovi poveri, quindi le famiglie in difficoltà. Che cosa vi aspettate dalla Regione su questo? Sì, dunque la nostra associazione aderisce al forum regionale delle associazioni familiari per dare voce unitaria alle esigenze della famiglia. E come ogni occasione elettorale il forum ha pubblicato un documento di proposta che lei ha già sottoscritto peraltro, nel quale documento sono contenute alcune proposte che vorrei velocemente leggere per chiederle poi quale lei ritiene, data la situazione attuale di crisi economica, poter attuare prioritariamente. Le proposte sono intanto un'approvazione finalmente di una legge regionale sulla famiglia che ha avuto una lunga gestazione ma non è ancora arrivata in porto. Poi l'istituzione della valutazione dell'impatto familiare, cioè che ogni decisione, ogni legge regionale possa verificare il risultato sulle famiglie e se per caso questo dovesse essere negativo poter correggerlo. Poi ancora un'attenzione a un fisco regionale finalmente a misura di famiglia. E questo lo dico con un po' di scetticismo perché sono ormai decenni che le famiglie chiedono un fisco a misura di famiglia con varie proposte, con leggi di iniziativa popolare che purtroppo non sono mai andate in porto neanche queste, e poi la richiesta di specifici provvedimenti per sostenere i vari disagi e le varie difficoltà. Ecco, vorrei chiederle cosa ritiene di poter garantire come primi interventi.
Ma io credo che su questo sicuramente la Regione Veneto debba dotarsi di una legislazione sulla famiglia, inserendola anche in modo preciso sullo statuto come riconoscimento, ma altrettanto anche come legge applicativa, perché una cosa è la carta chiaramente costituzionale del Veneto e una cosa invece è l'applicazione. Sull'applicazione della legge una cosa che si può fare, e io credo che sia corretto fare sul livello nazionale, che non viene fatta, ma anche sul livello regionale è quello del quoziente familiare, che significa ad esempio quelle famiglie con figli che pagano meno tasse, ma non solo acqua, luce e gas, anche rispetto ai servizi per l'infanzia, ai servizi per la famiglia, eccetera, e dall'altra parte anche noi abbiamo i nostri figli, ma noi siamo figli anche di papà e mamme, e altrettanto, siccome oggi l'età per fortuna si allunga e quindi la grande risorsa della vita continua, io credo che dovremmo avere anche lo stesso fattore di defiscalizzazione e di aiuto per quei cari, per quei familiari che hanno bisogno chiaramente di cure e di assistenza. Io credo che questo è il doppio binario. Abbiamo al telefono l'onorevole Casini, quindi il leader dell'UDC, il quale vuole... Buonasera Casini. Eccomi, buonasera. Ecco, noi abbiamo qui in studio De Poli, il vostro candidato. Beati voi, invece sono a Foggia, non so il... Beh, adesso siamo alla beatificazione, perché prima abbiamo sentito che c'è un inno, meno male che Antonio c'è. Lo abbiamo chiamato Antonio apposta, per beatificarlo. E poi perché giocava in casa, insomma, a Padova. Siamo lì proprio. Senta Casini, che cosa si aspetta dal vostro partito nel Veneto e dal Veneto, che è al centro anche di... Ormai lì il vincitore annunciato c'è, no? Che è Zaia, per cui è così bravo che adesso è inutile votarlo, perché bisogna creare e tenere un po' di pluralismo anche in Veneto. Noi abbiamo avuto il coraggio di cantare fuori dal coro e credo che avremo un ottimo risultato, come peraltro anche i sondaggi ci stanno dicendo. Ma potrà essere migliore, noi vogliamo arrivare a 2 cifre, questo è il nostro obiettivo. Ma qualcuno ha già chiesto a De Poli come mai nel Veneto non vi siete alleati per la regione come avete fatto per il Comune di Venezia. Che cosa è mancato? In un'alleanza che probabilmente avrebbe determinato un risultato più faticoso quantomeno. Perché non potevamo, cioè perché noi siamo stati fino all'altro giorno in una giunta Galan. Non abbiamo assolutamente accettato la svendita che la PDL ha fatto alla Lega della Veneto, non abbiamo, come purtroppo ha fatto Galan, abbassato la testa davanti alle prepotenze leghiste che da Arcole hanno deciso il governatore del Veneto. Detto questo non abbiamo potuto e non abbiamo avuto tempo per creare condizioni diverse, non possiamo andare con l'Italia dei Valori, con la sinistra estrema, pur di andare contro la Lega, sarebbe stata la contraddizione rispetto al nostro disegno politico. Senta Casini, lei come leader nazionale non possiamo non chiederle qualcosa su questo pasticcio delle liste. Ma il pasticcio delle liste non dovete chiederlo a me, dovete sentire quello che hanno detto gli esponenti del PDL. C'è un ministro della Repubblica, Rotondi, che ha detto siamo in mano a una manica di imbecilli. È un ministro della PDL. Le reazioni dei primi 4-5 giorni sono state tutte all'impronta del sono sprovveduti, hanno sbagliato a presentare le liste. Poi in realtà i più maliziosi come noi sanno che le liste hanno sbagliato a presentarle perché fino all'ultimo cercavano di cambiare candidati e ordini di lista, ma questo è una cosa per addetti ai lavori. Dopo qualche giorno Berlusconi cerca di capovolgere la realtà, ma la realtà è quella che è sotto gli occhi di tutti, l'imperizia di un partito che non esiste, che si chiama solo Silvio Berlusconi e prende voti solo perché esiste Silvio Berlusconi, che ha una grandissima capacità di raccolta dei voti, questo non c'è dubbio, chi è causa del suo mal pianga se stesso. Io ho fatto un esempio, una volta andai a parlare con una professoressa di greco di mia figlia e mi disse, sai, io non so se gliela posso promuovere perché non è che va troppo bene in greco. Ho detto, signora, senta, se mi vuol fare una cortesia la bocci, perché così imparerà a studiare greco, cosa che è puntualmente avvenuta perché l'hanno rimandata a ottobre e ha imparato il greco. Poteva fare un decretino, poteva fare un decretino per il greco. Ho cercato di applicare un concetto che non esistono solo diritti in democrazia, esistono anche doveri
e chi guida un paese dovrebbe dare anche il buon esempio da questo punto di vista. Comunque in realtà chi guida il paese, io penso che l'abbiano capito tutti. Da un lato Di Pietro, che domani porta Guinzaglia, Bersani in piazza, perché Bersani va in piazza domani per paura della concorrenza di Di Pietro, e Di Pietro che ha lanciato l'onda di piazza, tra l'altro con dei toni vergognosi nei confronti del Capo dello Stato, e dall'altra parte la Lega con una mano dà solidarietà a Berlusconi, con l'altra gli stringe il collare addosso. Ora, questo bipolarismo non solo non è capace di risolvere i problemi degli italiani, non solo instilla odio, che in Italia oggi ci sarebbe bisogno di un po' di concordia e di meno odio, ma soprattutto rende Di Pietro e la Lega gli arbitri della politica italiana, e questo è inaccettabile. Ecco, per chiudere con Casini, un'ultima domanda proprio tornando al Veneto. Perché è importante oggi il Veneto nella politica italiana? Beh, è importante il Veneto perché bisogna cercare di far ripartire il motore dello sviluppo del nord-est. Vede, io a parte le battute che abbiamo fatto, sa perché sono preoccupato di una guida di Zaia? Perché Zaia ha dimostrato in troppe cose, dal nucleare agli OGM, di essere un populista, di non avere un'idea del futuro del Veneto, ma di coltivare certi sentimenti che sono poi quelli più retrivi, gli istinti più retrivi, più populisti della gente. Chi guida un paese non deve giocare sulle pulsioni populistiche o demagogiche, deve avere un'idea e una visione sul futuro. Questa è la differenza vera che c'è tra noi e la Lega, perché scusi, mi consenta solo questo esempio, poi non vi disturbo più. Prego, prego. Se il tema degli extracomunitari, ma lei pensa che noi non capiamo, come non capiscono gli elettori leghisti, il disagio che c'è per tanti italiani che vivono a contatto magari con i cinesi, che hanno in realtà come Prato, o con extracomunitari in sovrabbondanza? È chiaro che la gente è arrabbiata, è chiaro che la gente è esasperata, ma lo sappiamo anche noi che esiste questa realtà. Ma come si risolve? La si risolve con le ronde, con i medici spia, con i professori spia? Cioè il compito della politica è speculare sulle proteste della gente, amplificarle o cercare di risolvere i problemi. Ecco, la Lega in questi anni è stato la grande agitatore di convulsioni del paese. Più c'è protesta, più cavalca le proteste. Ma quali soluzioni ha presentato? Questi sono al governo negli ultimi 10 anni, sono stati al governo 8 anni. Cosa hanno risolto dei problemi di cui vengono a parlarci? Bene, ringraziamo l'onorevole Pier Ferdinando Casini, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, grazie. Siamo tornati in studio, governatore per un'ora, il candidato di questa sera è Antonio De Poli dell'UDC. Valentina, ci sono sms in arrivo? Sì, ci sono molti sms che supportano Antonio De Poli. Alcuni telespettatori chiedono invece in particolare qual è la sua posizione nel campo del nucleare. Ve ne leggo un altro che chiede se invece è favorevole o contrario alla privatizzazione dell'acqua votata dal governo a novembre del 2009. Allora, no al nucleare, no alla privatizzazione dell'acqua, di cui ho votato contro, mentre la Lega il PDL e il centrodestra hanno votato a favore. Per quanto riguarda il nucleare, io credo che il Veneto abbia e stia già pagando il suo prezzo all'Italia con il rigassificatore da una parte, con l'acqua dall'altra, perché noi abbiamo uno dei bacini imbriferi più importanti d'Europa, e credo altrettanto che noi qui abbiamo le aziende leader, tra l'altro nel Padovano, in quanto riguarda l'energia alternativa, dal fotovoltaico alla geotermia, eccetera. Credo che su questo si possa come regione fare un investimento importante per renderla una regione proprio dove le energie alternative contano, oltre all'idroelettrico chiaramente, e tutta una serie di altre possibilità che ci sono. Siamo andati a Padova tra la gente per sentire cosa si aspetta la gente che voterà dal futuro governatore della regione e con le risposte. Padovani Grandottori, che cosa si aspetta alla città del Santo dal prossimo governatore del Veneto? L'onestà, deve essere onesta. Un po' più di educazione civica a partire dalle scuole, la formazione di massa.
penso che in generale bisogna dare un po' più ascolto all'opinione della gente. Tenere i bar aperti fino oltre la mezzanotte, questo è assolutamente essenziale. L'importante è a Padova, però se in tutto il Veneto va ancora meglio. Creare più iniziative per i giovani, che ce ne sono poche, e anche per questo che magari c'è il problema che molti giovani bevono. Investimenti, in particolare nei lavori pubblici. Anche infrastrutture, ma ripeto, è primaria la sanità. Posporre all'economia la salvaguardia del territorio, anzi la riqualificazione del territorio, perché per larga parte è già compromesso. Nulla, praticamente. La politica è una cosa seria, sì, ma solo per loro. La cultura attraverso le proposte che la possano promuovere, perché penso ci sia tanto bisogno, soprattutto per i ragazzi. Dei grandi investimenti per quanto riguarda la cultura e dare spazio alla creatività, insomma, a progetti dei giovani, creare delle strutture che siano in grado di recepirli e dei piani di investimento adeguati, insomma. Tanta musica. Più tutele per i giovani in ambito lavorativo, quindi contratti non più a tempo determinato ma a tempo indeterminato e con tutele. Sicuramente il lavoro, che è un momento molto critico, e quindi speriamo che sia qualcuno che possa fare qualcosa per il lavoro, insomma. Occuparsi senz'altro di più del mondo giovanile, soprattutto dell'infanzia. Evitare che intanto installino qui nel Veneto uno dei prossimi centrali nucleari. Uno solo che le cose vadano veramente come si deve. Autonomia totale. Cioè, io sono improntata su una politica più generale. Di tutto aspettiamo, e soprattutto serietà. Allora, sono venute fuori tante richieste, tante proposte, anche tante proteste. Uno diceva onestà, serietà, che dovrebbero essere normali e che invece pare che siano dei requisiti eccezionali. Bruno Desidera, caporedattore a vita del Popolo, perché la gente chiede onestà e serietà come se fosse un requisito straordinario? Io penso, e lo vediamo anche nei nostri servizi, nei nostri articoli, noi che siamo degli organi di stampa locali molto radicati tra le persone, che sempre più c'è una disaffezione verso la politica, specie dei giovani, una difficoltà a partecipare, ad appassionarsi della cosa pubblica. Anche questa campagna elettorale, che pure sta coinvolgendo molto a livello di slogan, a livello di internet, ho l'impressione che stia coinvolgendo poco invece a livello proprio di partecipazione, di idee. Eppure sentendo le persone si capisce che ci sarebbe sotto questa volontà di dire la propria sulle varie questioni, di appunto partecipare. Ecco, come fare perché la politica torni ad essere al centro e perché i cittadini tornino a sentirsi vicini alla politica e vicini anche a un ente importante come la Regione, che per esempio non è riuscito in questi anni a darsi la carta per poter funzionare, cioè quella dello Statuto. Ma io credo che oggi, è vero, manca in questa campagna elettorale, manca il cuore, l'anima, manca la passione, manca la bellezza di credere che si possa correre per raggiungere un obiettivo, per fare del bene. Io ho questa sensazione, cioè perché oggi è tutto, voglio dire, tutto assodato, tutto fatto. Cittadini protagonisti, credo che sia un aspetto fondamentale. Io l'altra sera ero su nel Cadore, ad esempio, e c'era una scuola, quindi dei ragazzi 18enni, c'erano le quinte, ma c'erano tantissimi ragazzi giovani che hanno organizzato con i candidati presidenti questo incontro. E io avevo dato la mia adesione perché ero lì, Bortolussi altrettanto, Zaia no, chiaramente. Perché vedete, se non c'è un confronto, fra le idee, i cittadini non diventano protagonisti, anche prendendoti le parole, come si suol dire qui da noi, ma deve essere così. Voglio dire, se faccio un paragone, che se Obama
non avesse fatto il confronto con McCain, confronto pubblico, oggi sarebbe il Presidente degli Stati Uniti d'America? Io penso proprio di no. La democrazia è l'aspetto fondamentale, il confronto e la relazione altrettanto. Stavo dicendo questa cosa, alla fine Bortolussi non ha voluto fare il confronto, gli hanno fatto 5 domande e poi è andato via. Io dopo mi hanno fatto le 5 domande e vabbè, le ho risposto, però cioè, non c'è più la voglia di trovare anche una modalità di confrontarsi, cioè, di capire, ma anche di cambiare idea, perché no? Quante volte cambiamo idea se qualcuno porta che la sua è l'aspetto migliore? Cioè, c'è una condivisione di rapporti. Se oggi noi andiamo a far sì che la nostra regione sia quella che porta avanti solo uno con la sua idea, dove vuole mettere la fiducia, non c'è più discussione, vuole vincere ma vuole stravincere, qui sono gli aspetti democratici e di libertà che i cittadini vanno a perdere. Io sono preoccupato del 30 di marzo, non del 28-29 delle elezioni, sono preoccupato per tutte le cose che abbiamo detto, ma quali sono i presupposti rispetto ad esempio ai valori della famiglia, i valori della vita, il lavoro, cosa andiamo a fare? Sicurezza con le ronde, un federalismo che non c'è o sull'immigrazione cosa sono? Tutti ladri, assassini e delinquenti? Cioè qui invece di diminuire gli aspetti della discriminazione andiamo ad allargarli ed è pericolosissimo in una società come la nostra, perché non possiamo andare su queste cose. Questa è la mia idea. Tra le cose che ha detto la gente, spostava l'attenzione, bisogna curare l'infanzia, preoccupatevi dell'infanzia. Ecco, Acerbi, vicepresidente della Federazione delle Scuole Materne, quindi della fascia più vicina, che cosa vuol chiedere? Ecco, io rappresento le scuole materne iscritte e associate alla FISM, che è la Federazione Italiana Scuole Materne di ispirazione cristiana. Sono nel Veneto 1090 scuole che scolarizzano 85.000 bambini, i 2/3 dei bambini dai 3 ai 6 anni, mentre l'altro terzo è scolarizzato dalle scuole statali. Le nostre scuole sono tutte paritarie, riconosciute tali per le caratteristiche che hanno, e noi della FISM abbiamo sperato molto sulla legge sulla parità del 62, perché pensavamo che questa legge potesse portare le scuole a confrontarsi fra di loro ed a operare anche dal punto di vista economico su un piano di parità. Molto si è fatto sul piano della parità, della qualità delle nostre scuole, poco si è fatto dal punto di vista economico su queste scuole. Quindi tanto è vero, è su questo la domanda. no, adesso no, tanto è vero che queste scuole nostre oggi sul piano economico chiudono tutte con bilancio in notevole passivo e rischiano anche la chiusura. Allora, qual è la richiesta che faccio? Cosa intende fare l'onorevole De Poli per un intervento massiccio da parte della Regione a favore di queste scuole anche sul piano economico? Dico che anche la Gelmini sul piano della parità ieri con un'intervista fatta all'Avvenire ha detto lo Stato deve fare di più, ma nello stesso tempo ha detto che occorre un maggiore coordinamento negli interventi tra il governo, gli enti locali e la Regione. Prego, De Poli. Ma io credo che sì, se la riforma è quello che ha detto ieri la Gelmini su Avvenire, come la riforma della scuola che l'ha fatta Tremonti, credo che ci sia purtroppo qualche problema, insomma, nel senso che è stato fatto solo un taglio, ma non è stata fatta la riforma reale delle scuole. Per ritornare invece
alle scuole paritarie cosiddette della FISM, ma anche alle altre scuole che ci sono nel nostro territorio veneto, che poi sono del 70%, ad esempio le materne, tutti i nidi integrati. Io credo che oggi bisogna dare stabilità a questo percorso educativo anche del Veneto, quindi non serve più, bisogna cambiare l'attuale legislazione dove vede di anno in anno il contributo cosiddetto, ma deve esserci un finanziamento certo per poter dare una tranquillità di percorso chiaramente a tutte queste scuole e a quelle migliaia di bambini e di famiglie che chiaramente partecipano. Quindi si deve proprio metterlo in un contesto di stabilità rispetto ai percorsi. Oggi la scuola materna, ed è l'unica regione d'Italia che la finanzia, però è dato come un contributo del sociale e non invece come una legge dove ci sia la certezza del finanziamento, che è nettamente diverso, che devono avere, perché uno si deve programmare una crescita, una scuola, un'istruzione per i nostri figli, credo che ci deve dar certezza. Ecco, Dimidio, tra le cose emerse dalla gente c'era una che mi ha colpito, cioè bisognerebbe ricominciare a insegnare l'educazione civica. Voi scuole cattoliche, genitori, che cosa significa? Noi come genitori di scuole cattoliche siamo fortemente impegnati in questo, perché all'interno dei nostri obiettivi statutari c'è appunto la formazione dei genitori e non a caso, in particolar modo per esempio nella provincia di Treviso, noi riusciamo a instaurare un piccolo percorso di formazione genitori in modo tale che aiutiamo a crescere questi genitori. Però ci manca l'apporto da parte delle istituzioni, perché istituire un percorso di formazione genitori ha un costo abbastanza elevato e allo stesso tempo poi trasportare questo percorso di formazione genitori agli alunni diventa ancora più oneroso. Quindi la domanda è all'eventuale governatore della Regione Veneto: c'è questa volontà di contribuire a questa formazione dei genitori e in maniera contestuale anche degli alunni? Però ecco, mi aggangerei un attimino al discorso che ha fatto il collega delle scuole materne. Lei ha parlato di libertà e finanziamenti. Noi come genitori che scegliamo per i nostri figli la scuola cattolica, la scuola paritaria, ecco, perché dobbiamo imparare a chiamarla così, oltretutto non usare il termine scuola privata, abbiamo bisogno di libertà di scelta, perché purtroppo noi cittadini italiani che scegliamo per i nostri figli queste scuole siamo fortemente penalizzati perché oltre a pagare le tasse regolarmente, quindi paghiamo anche la quota di diritto allo studio, di conseguenza poi siamo costretti a pagare delle rette a scuola che sono anche abbastanza onerose. Certo. Per fortuna in Veneto fino a oggi viviamo un'isola felice perché c'è il cosiddetto buono scuola. Però ogni volta questo buono scuola subisce una trafila che è abbastanza... Allora ecco, l'impegno dell'eventuale governatore è quello di fare in modo che questo finanziamento, come lo facciamo alle scuole materne, lo si possa fare, io non dico a favore delle scuole, ma direttamente alle famiglie che fanno un percorso di questo genere? Ma ci sono due aspetti importanti. Quello, come dicevo prima, intanto c'è la legge 10, che è quella sulla formazione professionale del Veneto, già qualche giorno fa con tutte le scuole, appunto, con tutti gli istituti di formazione ci siamo trovati. Io condivido l'aspetto che bisogna riprenderla rispetto alle nuove esigenze che ci sono oggi nel nostro territorio, tra cui anche quella della scuola paritaria, e far sì che ci possa essere anche intanto una formazione continua, perché non ci può non esserci una formazione continua anche in questo momento di difficoltà, perché parliamo anche, uscendo un po' dal contesto, per un lavoratore che oggi è a casa e deve rientrare nel mondo del lavoro, se non c'è una formazione, o per un'azienda che deve riconvertirsi in un altro modo, dobbiamo avere dei processi di formazione che possono andare a fare anche qualcos'altro, perché se no non riusciamo a dare chiaramente una risposta concreta. Per lo stesso motivo la formazione oggi non prevede una formazione sui genitori direttamente strutturata, eccetera, come non lo prevede sulle scuole chiaramente non di questo livello, quindi dalle materne alle elementari, eccetera. Quindi
una filiera che parta proprio dai primi anni e che poi ci segua in tutto il percorso. Quindi secondo me oggi il Veneto ha bisogno di un piano strategico di intervento che parte dalla persona, dalla famiglia e che vada chiaramente al territorio, alla programmazione del territorio, alla programmazione anche delle infrastrutture, perché non ci può essere che ogni piano vada per conto suo se vogliamo avere un Veneto che guarda il futuro e non un Veneto che si chiude su se stesso, perché noi costruiamo il grande centro commerciale al di fuori dell'autostrada e facciamo morire tutti i nostri centri, tra cui portiamo via le scuole, portiamo via la bottega, portiamo via quello che vende il latte. Un Veneto che guarda al futuro. Franca Porto, come si può guardare al futuro con la situazione attuale? Sì, è soprattutto questo che mi interessa, perché se no non si fa niente di quello di cui si è parlato fino adesso. Noi siamo ancora in un territorio in cui si sta abbastanza bene rispetto a altri pezzi di paese e di mondo. Abbiamo ancora risorse, abbiamo le capacità a intraprendere, le capacità a lavorare, abbiamo anche i sistemi pubblici che sono di qualità rispetto al resto persino del paese, non di altri paesi. Però stiamo vivendo 2 anni terribili e credo che la cosa da aver ben chiara è che non tornerà più niente come prima. Soprattutto non ci sarà una ripresa che consentirà, come nelle altre crisi, di uscirne perché si produce più ricchezza. Ma il paesaggio sarà proprio diverso dopo. Sarà un altro Veneto, quindi bisogna anche cambiare linguaggio, non fare promesse, dire alla gente che bisogna cambiare abitudini. Cosa che mi rendo conto è difficile per una campagna elettorale. Allora, dando per scontato che in questo momento nessuno deve essere lasciato da solo, e io credo che nessuno, neanche il nostro candidato di stasera, pensa che questo debba essere fatto, anzi, credo che bisogna cominciare a parlare di prospettive di sviluppo, di che leve strategiche vogliamo toccare. Non è più sufficiente dire ai lavoratori, agli imprenditori, alle famiglie cerchiamo soldi per i sussidi, vi aiutiamo. Bisogna cominciare a dire: sono alcune scelte che riguardano le infrastrutture, sono alcune scelte che riguardano l'energia, sono alcune scelte che riguardano il sistema di reti e di ricerca. Bisogna cominciare a dire alcune cose che sono quelle che si fanno, che sono tante, che sono una pluralità di azioni, ma per lo sviluppo. Allora, per esempio, bisogna anche cominciare a dire se una delle prime cose che lei farebbe da governatore non potrebbe essere quella di aiutare i sindaci di questi comuni ad attivare quanto previsto dalla legge, cioè di andare a stanare l'evasione fiscale, magari proponendo a questi sindaci, perché attenti, l'evasione fiscale c'è ed è tanta che qua è un furto nei confronti della collettività, però non ci piace chiamare per nome gli evasori che ci abitano vicino a casa. Oggi è previsto che i sindaci lo possano fare, nessuno lo fa, è previsto che si possano tenere il 30% per spese sociali. Perché non diciamo che facciamo un'azione congiunta, che siamo tutti insieme ai nostri sindaci e che facciamo una battaglia perché si tengano il 100% e queste risorse di quello che recuperano vengano usate come primo strumento per un piano per lo sviluppo per il Veneto? Ma io credo, come dicevo prima, che il Veneto abbia bisogno oggi, e condivido che il 2010, visto che siamo nel 2010, il territorio veneto non sarà più quello di prima dopo questa crisi. E dobbiamo preparare un piano, come dicevo prima, o un business plan, dove dobbiamo studiare rispetto all'attuale situazione le prospettive del futuro, con riconversioni che possono essere meglio della green economy rispetto ad altri aspetti, con situazioni rispetto all'attuale situazione del territorio, di sviluppo del territorio, dell'agricoltura, eccetera. Ma bisogna studiarle queste cose, non si può pensare domani mattina di andare lì, noi facciamo così, perché credo che oggi dobbiamo ripensare un Veneto che deve ancora essere su che linee di intervento, con che modalità guardiamo il futuro. È ancora l'artigianato in questa fattispecie, dobbiamo andare avanti ancora col tessile, ma siamo col terziario avanzato, investiamo sulle nuove tecnologie, che così riusciamo ad abbattere e a raggiungere alcuni aspetti tipo la banda larga, tutte le altre situazioni che ci possono essere sulla sanità e sui servizi
telecontrollo, il telesoccorso, interveniamo su questo. E dall'altra parte credo altrettanto che sull'evasione fiscale sono perfettamente d'accordo, manca secondo me un qualcosa, non si può dire, non si possono lasciare da soli gli amministratori, nel senso su questi contesti va fatto un intervento sinergico e di rete tra le forze dell'ordine che sono arrivate, i sindaci, dove si può intervenire con forza e far sì che queste risorse possano dare risposte anche dall'evasione fiscale. Ma mi viene in mente anche il patto di stabilità in questo momento, visto che parliamo di amministrazioni pubbliche, dove anche le amministrazioni con bilanci impositivi non riescono a pagare per caso i servizi, perché i primi ad essere tagliati, questo è il grande problema oggi, sono i servizi, quelli delle fasce più deboli della nostra popolazione. Allora io dico, la Regione deve farsi carico, se lo Stato non lo fa, perché purtroppo non lo sta facendo, neanche in questo settore, deve farsi carico del patto di stabilità di tutte le amministrazioni, fa un patto di stabilità regionale e dà le priorità rispetto a dove possono sforare, garantendo allo Stato dove sforano, perché sennò non si va da nessuna parte. Cioè, qui ci sono dei servizi che vengono tagliati perché sono 2 anni che non pagano chi va a assistere in casa la persona, chi va a dare l'assistenza o comunque che fa l'educazione ai nostri figli negli asili o comunque nelle strutture residenziali, o comunque sono fuori le aziende da 2 anni che hanno fatto la strada, adesso dico anche la cosa. Allora su questo dobbiamo avere la capacità di guardare le cose. Io ho l'impressione che noi continuiamo a guardarci le punte dei piedi, perché la salvaguardia del nostro territorio, della nostra storia, della nostra tradizione, compreso il dialetto, va salvaguardato, non insegnato, sono 2 cose, a scuola almeno, sono 2 cose diverse, va salvaguardato. Però noi dobbiamo far sì che questo non cada nel localismo, dobbiamo guardare avanti se vogliamo avere un Veneto del futuro, un Veneto che mantiene le proprie aziende, le proprie famiglie, una qualità della vita e un aspetto di solidarietà e attenzione che da sempre ha fatto il Veneto il primo in Italia e al mondo, col mondo del volontariato, dell'associazionismo e di quello che normalmente danno a chi ha bisogno. Siamo verso la conclusione, adesso facciamo le ultime domande, per cortesia molto brevi come domande, quindi sentiamo subito il giovane. Schiavon, cosa vorresti chiedere? Intanto sono nel consiglio di istituto e vedo ogni in consiglio di istituto che i finanziamenti riguardanti le scuole, riguardanti i soldi che vanno dati alle scuole sono sempre a secco. Io vorrei sapere dalla politica scolastica come l'affronterebbe lei, che finanziamenti e quanti ne darebbe, cosa farebbe in questa situazione. In più, riguardante la riforma scolastica che adesso entrerà in vigore, negli istituti tecnici di cui faccio parte io, dell'istituto storico di Padova, il Belzoni, 140 anni di storia, 140 anni di geometri, in questi 140 anni è sempre stato insegnato il diritto. Con la nuova riforma il diritto verrebbe abolito. Io mi chiedo, se vogliamo creare una società migliore, una società in cui, come abbiamo sentito prima, l'educazione civica è fondamentale, come possiamo pensare di migliorare la nostra società insegnando il diritto? A me piace la domanda per un semplice motivo, perché e lo ringrazio perché mi fa Presidente del Consiglio dei Ministri nella cosa del genere, perché chiaramente questa cosa viene dal contesto nazionale. Pone delle competenze anche per la scuola, in base all'autonomia che... Posso dire, io sono d'accordo che deve rimanere chiaramente il diritto e non essere abolito. Non sono d'accordo sulla riforma fatta come è stata fatta, perché ho detto prima non è stata fatta su criteri e su contesti che riguardano specificatamente quelle che sono le materie di insegnamento eccetera, ma ha riguardato solo un aspetto economico. Io credo che su questo serva veramente una riforma seria e che guardi concretamente a quelli che sono i percorsi di formazione e di educazione, chiaramente rispetto alle varie scuole dei vari gradi. Ribadisco che su questo però la Regione, anche se nella riforma non è la sua specifica competenza, la Regione però può nella sua competenza intervenire rispetto ai percorsi che ci sono e lo deve fare, ma non sarà questo federalismo che lo potrà fare purtroppo, perché vediamo che fra 7 anni saremo chissà dove e chissà come, visto che non abbiamo nessuna Valentina, da un anno questa parte SMS? proposta da fare. Sì, ci sono molte questioni specifiche che vengono chieste. Innanzitutto lo statuto per il Veneto, se intende farlo o meno.
Un telespettatore ci segnala che sono stati tagliati i fondi all'unica biblioteca per i ciechi di Padova e si chiede che cosa ne pensi De Poli. Sono già 2 i messaggi che sono arrivati sulle vie d'acqua come trasporto, come futuro per il Veneto. Veloce? Io credo che oggi, anche per quello che ci aspetta 2015 Expo, 2020 le Olimpiadi speriamo, credo che oggi l'intermodalità acqua, chiaramente aria, ferro e gomma deve essere fondamentale soprattutto dei due snodi che ci sono, quello di Venezia e quello di Verona, per dare la possibilità alle persone e alle merci, ma in modo particolare alle persone, di potersi muovere. Desidera, una domanda da Bruno Desidera. Cosa chiederesti Sì. così, No, sinteticamente? io credo che ho letto, come anche l'onorevole De Poli, i sondaggi di oggi su un quotidiano locale, un quotidiano regionale, nei quali Sul Gazzettino, è scritto, diciamo. sul Gazzettino, ecco, sul quale è scritto che si legge che Luca Zaia ha un gradimento sul 50% dell'elettorato dell'UDC contro, mi pare, il 30%, comunque più di quello che è il suo gradimento. Come se lo spiega? Ci crede e come se lo spiega? Ma i sondaggi, ognuno ha i suoi, questo era un sondaggio SVG che dà alcuni dati, io credo che oggi... È la Demos? No, Demos, scusa. Osservatore. Noi ne abbiamo degli altri che ci danno percentuali e situazioni diverse, sia i nostri che altri fatti da altri partiti. Lo stesso Corriere della Sera in pagina nazionale dava situazioni completamente diverse con numeri e percentuali. Io credo che oggi noi portiamo avanti concretamente quello che è il nostro progetto, mettendo in priorità le cose che dicevo prima: famiglia, lavoro, fasce deboli e attenzione verso quelle che sono le politiche della persona. E chiaramente di conseguenza sulle aziende che oggi sono in netta crisi. Io credo che questi siano gli aspetti prioritari. Altre cose vediamo dopo il voto. Siamo quasi alla conclusione. Rapporto, una domanda ancora? La Regione ha tra i tanti uno strumento di eccellenza per affrontare lo sviluppo e la crisi, che è la finanziaria. Se diventa governatore, la fa funzionare sul serio? Cosa farebbe fare a Veneto Sviluppo? Ma Veneto Sviluppo oggi è una grande risorsa, se adoperata bene. Ricordo che è partecipata per il 49% dagli istituti di credito anche del Veneto, ed è uno dei grandi problemi che oggi abbiamo, che invece di aprire i cordoni della borsa li stanno chiudendo. La Regione, attraverso anche la sua finanziaria, deve trattare o contrattare con le banche, dar garanzia agli istituti di credito di, chiaramente in questo momento, dare risposte alle aziende da una parte e dall'altra anche alle famiglie che oggi hanno un bisogno importante, ma lo deve fare. Allora, l'ultima domanda a Renzo Mazzaro. Abbiamo sentito prima Pier Ferdinando Casini dal vivo, adesso vi racconterò dal telefono? No, era dal vivo, perché vi racconterò una storiella. Allora, sono al telefono in un'abitazione. Pronto? Sono Pier Ferdinando Casini, lei è veneto e io vorrei... E comincia a fare un discorso. Questa persona risponde: ma com'è che ha chiamato me? E invece Pier Ferdinando Casini va avanti perché è un disco. È successo stamattina alle 11, perché non tiri via per piacere questo disco? Ma credo che sia un sistema che stanno facendo di comunicazione come sono altri. Adesso io su questo però non lo so, dovrei sentire come stanno facendo sul contesto nazionale. Chiunque sia, mi permetto di dire che non è che sta lavorando per l'UDC, perché uno che si sente interpellato da un disco, se voleva votare UDC, mi sa che comincia a pensare di non votarlo più. Lo farò presente allora. In questo senso. E siamo davvero arrivati alla conclusione. Governatore per una sera, Antonio De Poli, una domanda: se venisse eletto, resterebbe consigliere regionale, deputato, europarlamentare, presidente Tutto della questo regione? non ci sarebbe più, perché sono tutte cose di cui sono ex. Ecco, io se vengo eletto rimarrei chiaramente a fare il presidente della regione, su questo non c'è dubbio, perché è la cosa secondo me più bella che ci possa essere, rappresentare la propria regione. Ma anche se venissi eletto consigliere rimarrei in regione, perché mi sembra che sia un aspetto serio in questo momento verso gli elettori. L'ultima cosa, non l'abbiamo citata, ne ha parlato Casini, gli immigrati. Ma io credo che siano gli immigrati che vengono qui a lavorare, a farsi da famiglia e dare la possibilità a crescere ancora di più il Veneto, dobbiamo essere accoglienti verso queste persone. Chi viene qui per delinquere,
questa è un'altra cosa dove dobbiamo avere veramente la possibilità di poter riportarli e rimandarli o nelle patrie galere o riportarli nel proprio paese. Sono due cose completamente diverse. Qualsiasi persona che delinque deve avere una certezza della pena, cosa che qui in Italia manca perché continuiamo a fare le leggi ad personam invece di fare una riforma della giustizia chiara e certa. E dall'altra parte è inutile che continuino a parlare di queste cose perché hanno fatto loro la legge, si chiama Bossi-Fini, quindi ha un nome, anzi ha due cognomi. Grazie a De Poli, grazie ai nostri ospiti intervenuti questa sera, all'appuntamento con i telespettatori è per giovedì prossimo, a tutti, arrivederci.